Frank che mi hai stappato una birra, tanti auguri di buona Pasqua, zio Frank, a te e a tutti quanti i suonatori, no? Perché noi siamo, i nostri parenti sono i suonatori, perché suona, la moneta suona, no? La moneta suona, chiedono quasi solo moneta e come ho scritto l'altro giorno, mia figlia chiede come tutte le donne, quantomeno me parenti. Cioè voglio dire, tutte le donne chiedono come, però qui almeno me parenti. Lo dici lì, come? Mater certa est, pater non semper. Detto ciò, questo vale anche per te, detto ciò, mi dicevi di quell'amico che forse voleva da mandare al mastro, che forse voleva un orologio, o un Submariner, oppure l'altro, come si chiama? Nicklaus. Jack Nicklaus. Nicklaus. Ma quello... Nicklaus... Come? Nicklaus. No, allora dai. Nicklaus. Come? Sai che? Verde. Vetro verde, ok. Verde. Vetro verde e il modello, perché io non lo so, non posso trovartelo. Dai! Laus. Sai che? Laus. Jack Nicklaus faceva il nuotatore, mi sembra, o era un Jack Nicklaus un nuotatore? No, Jack Nicklaus credo che Il sia tuffatore. Tuffatore. Poi c'era anche un giocatore che non è un tuffatore. di golf. Jack Nicklaus, bravo, non era il tuffatore, bravo, però siamo usciti dal tema. Sì. Che modello vuole? Dai, non avere paura. Milgauss. L'italiano è una bella lingua. Milgauss non è italiano, è un orologio per i campi magnetici, è un orologio tecnico. Milgauss si chiama. Comunque, può sporre perché devi mettere italiano quando non lo è? Quando non lo è. Bella per te, viva la vita, tanti auguri. Milgauss. Ancora non ho imparato, non è Milgauss, è Milgauss. Milgauss e non mi rompere il cazzo. Viva la vita. Io chiamo ancora la cialda l'aspirina. E viva la paglia, la cialda, l'aspirina. E questa è una grande novità. Tanti auguri a voi.